Siamo a Venezia, dentro il magazzino 5, parte dei magazzini del sale, utilizzati nel passato per conservare appunto il sale durante la Repubblica di Venezia. E sono oggi, questo magazzino oggi è la sede della mostra del progetto Shipwreck Crime, che è un progetto che ho svolto in Turchia nel settembre del 2017, con l'intento di fotografare i reperti dei naufragi che si sono consumati nel tratto di costa tra la Turchia e l'isola greca di Lesbo, che nel 2015-2016 ha conosciuto, questo tratto di costa, il massimo picco di tentativi di attraversamento del mare da parte di persone che scappando dalla Siria, ma anche dall'Iraq, dall'Afghanistan, tentavano di raggiungere le coste europee. L'idea iniziale è quella di redigere un catalogo iconografico di immagini, di reperti e quindi di oggetti. Si è arricchita durante lo svolgimento del progetto dall'idea di recuperare questi oggetti, perché mentre io li fotografavo ho provato una certa commozione e ho pensato che le sole fotografie non fossero sufficienti e fosse forse urgente e necessario recuperare gli oggetti per restituire dignità alle persone a cui sono appartenuti, perché questi oggetti erano completamente abbandonati in un tratto di costa molto lungo, dove si alternavano sia bagnanti, quindi gente in vacanza, che tratti di spiaggia dove c'erano gli oggetti abbandonati. L'idea è stata quella di mettere dentro un unico spazio le foto degli oggetti, così non manomessi, così come li ho visti sulla spiaggia, e gli oggetti fisici, gli oggetti veri e propri. E poi parte della mostra, parte dello spazio è anche il sonoro, perché io ho registrato lo sciabordio del mare, ma anche le voci dei bagnanti, con l'idea di mettere in comunicazione questi due mondi, cioè il mondo nostro e il mondo anche appunto delle persone in vacanza con la vita invece di queste persone che sono scappate, che scappano, che continuano a scappare da situazioni di grave difficoltà, tentando di raggiungere il nostro mondo. L'idea della mostra è effettivamente suggerire, non so se ci sono riuscito, ma insomma suggerire che queste vite, che questi oggetti sono oggetti di uso comune che anche noi usiamo e che quindi appartengono e sono appartenute a persone che non sono diffusamente, come a volte viene descritto, dei poveracci in fuga dalla guerra e dei disperati, ma sono persone molto spesso come noi, con un background culturale, sociale, anche a volte elevato, che cercano opportunità altrove, insomma, e quindi credo che sia molto importante che questa distanza si riduca. Questo. Buonasera a tutti e benvenuti. È difficile in questo momento trattenere la commozione di vederci in questa sala, che è la sala Tommaseo dell'Ateneo Veneto, una sala che da secoli ha recepito le parole e le opinioni di tante persone che ci hanno preceduto e di tante persone nostre contemporanee che qui si incontrano regolarmente per discutere del passato, del presente, fare progetti per il futuro.
L'Ateneo Veneto è sempre stato, da quando esiste, dal 1812, un centro libero di pensiero e di scambio di opinioni, un posto dove i soci e la città dialogano su questa realtà così fragile, così particolare come Venezia, e anche si sono sempre posti il problema del mondo circostante. E in questo momento per me è particolarmente commovente aprire questa serata con mascherina, con occhi aperti ma con naso e bocca tappata. Tappata fino a un certo punto perché abbiamo voluto continuare a parlare, abbiamo voluto esserci e abbiamo voluto essere presenti in questo momento così di metà estate per un progetto che era comunque previsto dal Consiglio di Presidenza e poi condiviso dai soci del patrocinio dell'Ateneo Veneto alla mostra di Italo Rondinella. Quindi noi siamo venuti essenzialmente qui perché siamo in linea di continuità con un progetto che era stato avviato prima del febbraio scorso. Infatti quando Italo Rondinella, che è qui alla mia sinistra, ci aveva presentato questa mostra sui relitti e su quello che è rimasto e che lui ha fotografato in maniera così vivida e così precisa e come immagini che fanno parte della nostra realtà quotidiana, ma che anche nello stesso tempo spesso non riusciamo a immaginare che siano delle ferite così forti anche dentro le nostre coscienze. Abbiamo immediatamente pensato che fosse necessario ragionare insieme su quello che significa migrazione, e qui a Venezia in particolare perché è una città nella quale le molte voci e la molta presenza di foresti ha avuto sempre una dimensione unificante ma nello stesso tempo stimolante per realizzare questa straordinaria città nella quale viviamo, una città multietnica, multiculturale, multireligiosa da sempre, nel suo DNA Venezia ha questo, e quindi era per noi particolarmente necessario ragionare su questi temi. Poi le cose hanno avuto un'altra piega, si sono trasformate, i mesi che sono passati sono stati dei mesi molto particolari per tutti noi, per me in particolare nello specifico, ma per tutti noi è stato un momento molto difficile, e Italo Rondinella si è ritrovato, lui non veneziano, bolognese che vive a Istanbul, si è ritrovato chiuso a Venezia, e quindi questa esperienza dell'essere chiuso a Venezia mentre tutta Venezia era chiusa all'esterno e lui dall'esterno era qui, è stata una testimonianza molto importante perché gli ha permesso di registrare alcune immagini per la televisione svizzera, e per questo abbiamo al tavolo con noi questa sera il dottor l'architetto Leo Schubert, che è anche console della Confederazione Svizzera qui a Venezia, perché il nostro incontro di stasera sarà articolato su due piani. Da una parte sentiremo il dottor Rondinella che ci presenterà la sua mostra, come è nata, come si è svolta, come si è sviluppata nel corso di questi mesi in cui poi è stata esposta qui a Venezia, ma dall'altra le abbiamo anche chiesto di dialogare con la città e con quello che la città ha significato per lui durante questo periodo. Devo portare i saluti di Sua Eccellenza Giampaolo Scarante, il nostro Presidente, che è particolarmente sensibile a questi temi. Lui conosce molto bene anche la Turchia e la Grecia, dove è stato nostro ambasciatore per 2 mandati, quindi è fuori sede in questo momento, quindi porta i saluti suoi personali e anche i saluti di tutto il Consiglio di Presidenza, e ringraziamo moltissimo Italo Rondinella e il dottor Schubert per aver accettato di parlare qui per la prima iniziativa dopo il periodo del lockdown. Sappiamo tutti che il periodo è ancora grave, abbiamo aspettato fino a ieri sera per le ultime disposizioni del nuovo decreto del Presidente del Consiglio, e quindi abbiamo dovuto rispettare tutto il protocollo che è previsto per iniziative di questo tipo, e sapete anche che avete lasciato i vostri
recapiti proprio per questo motivo, perché purtroppo non ne siamo ancora fuori, però dobbiamo nello stesso tempo continuare a ragionare e non essere concentrati soltanto su questo dramma che stiamo vivendo, perché ci sono moltissimi altri drammi che non possiamo dimenticare, che ci coinvolgono, ci sconvolgono direttamente. Grazie molte per essere qui e buona serata. Grazie. Insomma, grazie davvero dell'invito, era atteso da... Forse il microfono si sente o non si sente, mi siedo? Vabbè, mi siedo. No, l'invito era atteso da tempo in effetti, perché tutto doveva partire molto prima e come sapete insomma non è stato possibile, e quindi ho atteso vari mesi perché la mostra partisse, anche nel dubbio che potesse effettivamente succedere. Poi per fortuna ce l'abbiamo fatta, insomma, con un po' di fatica. Quindi grazie a Caterina, grazie all'Ateneo per l'ospitalità. Allora, parte di voi saranno già informati di che cosa si tratta. Io sono un fotoreporter, vivo in Turchia da tanti anni e mi occupo, direi quotidianamente, di temi legati ai flussi migratori. Vivo in un luogo di frontiera, per cui anche al di là del mio lavoro ho rapporti molto frequenti con amici, a questo punto posso dire, siriani, iracheni, afghani che attraversano questo tratto di mondo, passando molto spesso anche dalla Turchia per tentare di raggiungere in qualche modo l'Europa. Le tratte sono diverse, alcuni passano dalla Tracia, dalla Bulgaria, cercano di raggiungere l'Europa attraverso l'est, alcuni altri passano dalle isole greche. Nel 2017 a settembre io mi sono recato sulle coste turche di fronte all'isola greca di Lesbo, con l'idea di cercare tracce dei naufragi che un paio d'anni prima si erano... Non funziona? Continuano ad andare? No, perché c'è una chiamata. È così che si vede. Ok. Vabbè, mi arrendo, nel senso non andrà la diretta Facebook, forse perché c'è una chiamata sotto, ma insomma pazienza, continuiamo lo stesso. Dicevo, sono andato sulla costa turca con l'idea di fare una serie di fotografie, di cercare reperti di naufragi, perché in quel tratto di costa nel 2015-2016 c'era stato un picco molto elevato di persone che tentavano di raggiungere l'Europa in quel tratto di mare, per cui sono andato a cercare oggetti, reperti, e non avevo idea se avrei trovato nulla. Invece ho trovato tanti oggetti che sono rappresentati nelle mie fotografie. Sono scarpe, reggiseni, magliette, salvagenti, giochi infantili, biberon, bavaglini, oggetti di uso quotidiano, pettini, fotografie, libri religiosi, libri di preghiere. L'idea iniziale che avevo di fare una serie fotografica di questi oggetti è andata un po' evolvendosi immediatamente, in realtà, quando ho cominciato a fotografarli, perché mi sono commosso molto semplicemente, perché guardare questi oggetti mi ha provocato un senso di immedesimazione, di prossimità, di vicinanza alle storie di queste persone. Per cui ho pensato che le fotografie non fossero sufficienti, e ho pensato che fosse giusto raccogliere gli oggetti. E quindi poi, mentre lavoravo, è nata l'idea di fare una mostra dove avrei esposto le fotografie degli oggetti così come li ho trovati, senza manometterli, e gli oggetti fisici, perché effettivamente poter guardare, toccare questi oggetti aveva un significato molto più contundente di quanto non fosse quello di una fotografia. E soprattutto ho pensato che io faccio il mio lavoro quotidiano, è quello di reporter più che altro, per cui io fotografo anche l'azione di queste situazioni, fotografo i campi profughi, fotografo
talvolta gli sbarchi, però mi sono spesso interrogato, sono questioni anche note nella ormai letteratura fotogiornalistica, sul significato e l'utilità di alcune immagini, anche quelle più crude, quelle più difficili. Io credo che sia assolutamente necessario che anche queste immagini vengano scattate, perché effettivamente è giusto che rimanga coscienza anche delle cose più tragiche, però riflettendo sul fatto che viviamo in una società di iperinformazione, di ipercomunicazione, e quindi siamo anche un po' bombardati da queste immagini, e molto spesso mi sono detto che probabilmente per un meccanismo di autodifesa questo bombardamento continuo comporta anche una certa anestetizzazione delle nostre coscienze, o quantomeno sì, insomma, succede che le vediamo talmente spesso che probabilmente non ne cogliamo il significato profondo, tragico, non comportano una immedesimazione, comportano probabilmente uno shock che poi passa in fretta, per cui fermo restando che, lo ribadisco, credo che sia fondamentale che queste immagini ci siano, volevo tentare di raccontare questa storia in maniera diversa, forse più delicata, non lo so, questo lascio a voi giudicarlo, però in un modo che permettesse un momento di riflessione maggiore rispetto a quanto non sia aprire una rivista, vedere l'immagine di un bambino con la testa chinata sulla spiaggia e sconvolgersi, però poi magari, vabbè, senza giudizi di valore rispetto a questo, però insomma tento con la mia mostra di raccontare questa storia in maniera diversa. Che dire di più? Il progetto è diventato più complesso mentre lo svolgevo, per cui la presenza anche dei bagnanti mi ha fatto riflettere, e mi ha fatto riflettere sul fatto appunto che la rappresentazione mediatica, torno sulla questione della rappresentazione mediatica di queste vicende, utilizza un linguaggio che spesso ha a che fare con dei vocaboli impersonali, quali i flussi migratori, quali un fenomeno epocale, quali tutte parole che probabilmente hanno anche un loro senso scientifico, ma che ci allontanano dall'idea, dal fatto che comunque stiamo raccontando o vorremmo raccontare, noi giornalisti, noi artisti, reporter, fotografi, le vite delle persone, di esseri umani esattamente come noi, e quindi ho registrato i suoni della spiaggia dove si sente lo sciabordio del mare, ma anche le voci dei bagnanti, con l'idea appunto di mettere in un unico spazio tutti questi elementi, allo scopo di tentare di ridurre questo solco di separazione che c'è tra la nostra vita, le nostre vite e le vite di queste persone, quindi forse in maniera più ampia tra le nostre vite e il dolore altrui, se vogliamo parlarne in termini molto più generali, insomma. Lo spazio è stato un caso fortuito, perché io ho tentato prima di produrre la mostra ad Istanbul attraverso l'Istituto Italiano di Cultura, poi questo progetto ha avuto varie peripezie, tra cui anche un episodio veneziano che non è neppure partito, diciamo. Però poi quest'estate sono venuti in vacanza a Istanbul un paio di amici veneziani con le figlie in macchina, e raccontando a cena del progetto, uno di costoro è socio della Bucintoro, che è una remiera, un'antica società sportiva di Voga Veneta, che gestisce per conto del comune il magazzino che ospita la mia mostra, e mi hanno proposto di esporre in quella sede. E
quindi ho accettato e da settembre ho messo in moto tutta la macchina che poi ha fatto sì che la mostra potesse veramente prodursi e aprirsi. E devo dire che con questo luogo si è creato una certa alchimia e anche una certa ossessione per me a questo punto, perché ci sono ormai dentro, tra l'allestimento e la gestione della mostra, da molti mesi. Però insomma sono molto grato alla Bucintoro, sono molto grato a Venezia di avermi concessa questa chance, perché credo che quel luogo sia diventato anche un luogo veramente ideale per ospitare il mio progetto, perché intanto appunto forse voi veneziani lo sapete meglio di me, quel luogo era il luogo dove durante la Repubblica veniva conservato il sale, quindi un luogo che ha molto a che fare col mare. E poi c'è un filo rosso che lega il mio progetto a quel luogo, perché ho appreso, forse qualche storico presente può correggermi se questo fosse un errore, ma insomma ho appreso che il sale veniva raccolto a Cipro nel passato, quindi in acque non molto lontane da quelle che hanno visto quello che io racconto in mostra. Quindi insomma diciamo che anche il luogo effettivamente ha avuto un certo profondo significato in questo primo capitolo di questa mostra, che mi piacerebbe poi potesse trovare altre location e girare per l'Italia o per l'Europa, vedremo. Questo è quanto. I luoghi delle fotografie dove sono state tratte queste fotografie sono i luoghi che per chi ha cultura classica sono la patria di Halicarnasse, i luoghi dell'Eolia, dell'Asia Minore, sono la terra di Saffo, insomma nel nostro immaginario sono dei luoghi mitici e fantastici da liceo classico, però sono anche i luoghi dove più di 1,5 milioni di greci nel 1922 sono dovuti partire profughi, perché quando è nata la nuova Turchia lo scambio di popolazione ha visto muoversi da quelle terre profughi di lingua greca e di religione ortodossa, un fatto che nei nostri libri di storia è quasi dimenticato, però quell'esodo della popolazione greca, in parte nella cosiddetta madrepatria, da dove non erano mai partiti perché ci stavano da moltissime generazioni, e in parte per l'America e per l'Australia, è stato molto significativo. Quindi sono tutti luoghi, dobbiamo imparare a saperli leggere nelle loro molte lingue, perché i luoghi raccontano storie di incontri di persone, di sofferenze di persone. Venezia nel suo splendore racconta anche tutto questo. E proprio per questo vorremmo anche sentire un'altra interpretazione dei luoghi e del modo di vivere Venezia, anche attraverso la testimonianza dell'architetto Schubert. Posso fare una piccola Sì, parentesi certo, su questo intervento, certo, legato alla classicità, nel senso, approfitto appunto della presenza della professoressa Carpinato, in quanto appunto citava l'importanza di questi luoghi nella storia classica. Voglio dare solo un riferimento legato al fatto che il luogo preciso dove io ho fatto le fotografie, ho raccolto gli oggetti, si chiama Assos. Ovviamente è in Turchia, ma è una vecchia colonia greca, e sul promontorio meraviglioso che domina tutta la valle di fronte a Lesbo c'è un tempio di Atena straordinario, abbastanza intatto, un sito archeologico bellissimo, che nel passato effettivamente era un luogo dove le imprese della navigazione venivano benedette, e quindi i naviganti andavano al tempio per chiedere gli auspici favorevoli degli dei, o forse appunto di Atena, per attraversare il mare. Ed è beffardo pensare che quello stesso tempio ancora in piedi sia oggi testimone di imprese così nefaste, effettivamente. Volevo solo chiudere con questo. Prego. Sì. Le diamo la parola a te. Che l'emigrazione non deve essere per forza un evento tragico per chi la subisce o chi è costretto, invece lo mostrano realtà come Venezia, dove, come è stato accennato,
molte persone hanno trovato una nuova vita e anche una nuova prosperità. E, visto che Italo è stato forzato a rimanere a Venezia per via del lockdown, ha cercato altre attività oltre a allestire la mostra. È già da anni che collabora con la televisione svizzera italiana per fare dei reportage e ne ha approfittato per fare una serie di servizi su Venezia, di cui alcuni verranno adesso mostrati a voi. Il primo tratta di immigrati svizzeri in senso molto largo, perché pochi si ricordano che la Svizzera, soprattutto il Ticino, è stato per secolo un luogo da dove per la povertà le persone emigravano, e tanti sono venuti, in questo caso via terra, in Italia e anche a Venezia. Probabilmente vi ricorderete che tutta una serie di architetti come Domenico Rossi ed altri provengono dal Ticino, provengono da famiglie di taglia pietra e hanno fuggito una realtà economica molto, molto difficile per trovare prosperità qui. Che poi questo legame abbia anche un seguito a 200-300 anni di distanza lo dimostra la presenza tuttora in città di comitati, in questo caso un comitato svizzero pro Helvetia e pro Venezia, che si dedica in seguito all'alluvione del 1966 alla conservazione di beni architettonici e giustamente in quel caso di opere realizzate da svizzeri. E quel servizio che vedremo parla proprio sia del restauro fatto una ventina d'anni fa, ma anche della manutenzione della chiesa di San Stae, che è una delle maggiori opere dell'architetto Domenico Rossi. Dunque un auspicio, scusate, che l'emigrazione non sia solo in futuro soprattutto legato a condizioni difficili, ma che ci ricordiamo che in passato probabilmente tutti di noi abbiamo radici nate attraverso l'emigrazione o immigrazione in questo caso. Dunque che queste condizioni e che le circostanze non siano quelle che Italo ha documentato sulle coste turche. Vuoi che dica qualcosa a riguardo? Allora, mi vengono varie riflessioni. Qui stiamo improvvisando tutto, per cui non c'era niente di... No, allora, io non credo di essere particolarmente autorevole per parlare di Venezia. Dopo vedremo senz'altro alcuni di questi, un paio di questi servizi che ho avuto l'opportunità di realizzare, in quanto, come ha detto Leo Schubert, sono rimasto bloccato a Venezia e quindi ho anche cercato, insomma, di lavorare nella mia qualità di reporter, raccontando qualche storia da qua. Però vorrei forse divagare un istante, ma parlare di temi che forse mi domino maggiormente brevissimamente. Il tema dell'immigrazione, già che c'è stato da parte di Schubert questo confronto tra l'immigrazione tragica che racconta la mia mostra e invece quella più positiva che Venezia ha conosciuto nel passato, quando ospitando architetti, maestranze, in questo caso svizzere, ha avuto modo di arricchire il suo bagaglio architettonico, culturale, artistico. Io voglio solo approfittare di questa sede per riflettere del fatto che credo che
l'immigrazione, insomma lo spostamento di persone da luoghi del mondo dovrebbe essere sempre considerata una chance, un'opportunità, ma non solo per loro, non solo per chi viaggia e chi cerca, ma anche per chi riceve nuove forze e nuova linfa. La mia opinione sul mio paese e sul mio continente europeo, non solo sul mio paese, è che questa sarebbe la sfida fondamentale per ridare anima e linfa a un mondo molto decadente, secondo me. Gli amici presenti forse gli fischieranno le orecchie perché è una cosa di cui parlo forse spesso, ma vivendo lontano ho proprio la netta sensazione che il mondo in cui viviamo viva una certa decadenza, effettivamente, cioè non sia abituato abbia perso l'abitudine a rinnovarsi, forse anche forte del fatto che abbiamo vissuto negli ultimi 50-60 anni forse il miglior periodo della storia dell'uomo a livello di benessere, e quindi in questa parte del mondo. In questa parte del mondo, certamente, sto parlando del nostro mondo, infatti, e quindi se da un lato siamo anche il mondo che ha esportato e ha insegnato cose straordinarie come i diritti umani, la democrazia e quant'altro, però è anche il mondo, secondo me, che in questo momento è piuttosto stanco, impigrito e poco dinamico, poco attento, poco pronto a rispondere alle sfide della contemporaneità. E quindi io credo che l'immigrazione quindi l'immigrazione, insomma, sì, il fatto che ci siano persone che da altri mondi vengano da noi dovrebbe veramente essere colto come una chance, una grande opportunità, e non come qualcosa che potrebbe limitare le nostre libertà o le nostre libertà, come effettivamente è avvenuto, insomma, nel passato o in altri momenti della storia. Questa è una sede, come dicevamo prima, una sede civile a Venezia. L'Ateneo Veneto ha sempre svolto questo ruolo di conciliare e mettere insieme parole e persone di diversa provenienza. E quindi, siccome appunto abbiamo detto che la nostra chiacchierata di oggi pomeriggio sarebbe svolta in due fasi: da una parte una riflessione sulla mostra e sullo sforzo di tante sinergie, di tante istituzioni che sono state coinvolte per la manifestazione, essenzialmente la Bucintoro, l'Ateneo, ma anche ha avuto la mostra l'Alto Patronato per i Rifugiati, l'Unicef Italia, Ca' Foscari con il Dipartimento di Studi sull'Africa e sull'Asia e sull'Africa settentrionale, non mi ricordo il nome, mi spiace per la confusione. Insomma, Asia Africa Orientale. Sì, si sono unite diverse istituzioni perché hanno voluto credere nel tentativo di riflettere assieme a voce alta su questi temi che ci coinvolgono direttamente. L'altro punto significativo di questo pomeriggio ci vede appunto con i microfoni encefalonati, con le nostre mascherine, perché stiamo vivendo questo periodo che non è più il tempo del lockdown stretto, ma ancora un momento in cui, come dicevamo prima, la situazione è particolarmente grave. Durante questo periodo vi dicevamo che abbiamo avuto modo di vedere alcuni documentari che Italo ha registrato sulla Venezia bloccata di quei giorni, e gli avevo chiesto di permetterci di vederli pubblicamente qui, e quindi li presentiamo. Ok, sì, infatti non volevo sviare l'introduzione di Leo Schubert, ma ci tenevo a dire quanto appena detto. Tornando a bomba sul tema di Venezia, effettivamente sì, io ho lavorato a Venezia in questo periodo di lockdown facendo 4 lavori, uno propriamente su Venezia nei momenti peggiori, diciamo, nel momento in cui non si muoveva una mosca, e poi dopo un altro anche grazie al supporto atletico straordinario di Leo Schubert, che mi ha portato in barca a remi
con una mascheretta attraverso la laguna fino a Torcello, ho anche descritto la situazione in laguna, poi un altro ancora nel momento in cui Venezia ha riaperto, e un altro infine che non è stata in realtà un'idea mia, ma è stata mi è stato commissionato suggerito effettivamente dalla Fondazione Svizzera Pro Venezia, che ha a che fare con quello che Leo raccontava dei restauri della chiesa di San Sta, e quindi anche in forma latente racconta anche di questa immigrazione svizzera a Venezia. Più di questo rispetto a questo in particolare non saprei dire, se volete lo mostriamo, o vuoi specificare qualcosa a riguardo? Lo mostriamo? Sì, sì, sì. Ok. Io sono cresciuto in famiglia a Pane e Laguna, la barca per noi era una seconda casa e quindi iniziando a lavorare anche molto giovane, mio padre mi regalò una barca che io vogavo alla Valesana, è un tipo di voga che si fa da soli a 2 remi e che veniva esercitata appunto nelle valli da pesca da cui prende il nome, e andavo fino a San Pietro di Castello con questa barca a lavorare, per cui per me la voga era qualcosa come per uno usare la bicicletta o semplicemente camminare, cosa che oggi non esiste più, anche se in questo periodo per esempio la laguna nella sua situazione spettrale però diventa praticamente meravigliosa per vogare. Una volta il motondoso ti permetteva di vogare con una certa tranquillità, oggi non riusciresti dalla primavera all'autunno a stare in piedi su una barca alla Valesana in molte parti della laguna. Questo amore deriva appunto dalla possibilità, 1, di tramandare, 2, di aver vissuto il mio tempo in maniera molto intensa e imparando le cose che i vecchi ci hanno trasmesso, la pesca, la caccia, l'agricoltura, che in essa si svolge ancora, non può essere dimenticata ad appannaggio di una frenesia, di un mercato che è quello del turismo e che deve servire solo praticamente ed esclusivamente alla visitazione di questi luoghi. Sì, per carità, io sono d'accordo e favorevole che vengano a visitare i luoghi, ma devono anche imparare, vedere e continuare tutte quelle attività che in essa sono state praticate. Ce ne sono molte di queste che ormai stanno scemando, la pesca è una di queste. In questo periodo qua la raccolta dei granchi una volta era appannaggio della vita di molte famiglie, qua a Burano e nelle isole le compagnie che esercitavano sta pesca erano molteplici, io credo che siano rimaste 10-12 compagnie, si intendeva 20 persone poi, 20 pescatori. Oggi siamo di fronte a una situazione spettrale rispetto a quella volta. Io credo che non ce ne saranno più di 50 che esercitano la pesca, quella professionale, con la cattura dei granchi sulle reti, che sono le molecche, insomma. Quanti ce ne stai voi altri qua in compagnia da voi? 12, e di nuovo siamo stasera gli altri. No, ma ti adesso da te, quanti sei? Cosa andremo avanti? Andiamo avanti con un anno, dopo. Sono mio 65 anni
Era una Quanti ne grande, 65. Teniamo sti 24. Monama. La Fondazione Svizzera Pro Venezia è stata fondata in seguito all'appello che era stato lanciato da René Maheu, direttore generale dell'UNESCO, dopo le grandi alluvioni del 66 a Firenze e a Venezia, appunto. È una fondazione che è stata creata dalla Confederazione, è una fondazione creata dalla Confederazione Elvetica, tanto che la Confederazione e il Canton Ticino e i comuni del Ticino contribuiscono con finanziamenti ai progetti di restauro che vengono realizzati qui a Venezia. Io vedo un grande fermento in questo momento in città, da parte di tutti i cittadini, dunque non soltanto di quelli tradizionalmente impegnati in politica. Tutto questo sono energie che vengono messe in questo momento in un ripensamento della città, della sua laguna, perché la città vive, è tale perché è in questa laguna, perché è in questo ecosistema, per cui tutte queste energie che stiamo risparmiando da un sacco di altre cose dovrebbero essere messe, e mi pare che la città lo stia facendo, nel ripensare un futuro sostenibile per la città e per la laguna, per il suo ecosistema. Questo video proprio ci fa vedere un po' com'è la vita, cioè siamo venuti qui per parlare di una mostra, poi però la mostra ci ha portato a vedere Venezia, luoghi anche meno conosciuti della città, durante un periodo che nessuno di noi ci poteva immaginare di vivere nella propria esistenza. Io credo che veramente sia una cosa molto commovente condividere questo momento insieme e avere l'opportunità di sentire direttamente come lo ha vissuto un foresto a Venezia durante questo periodo, perché neanche lui si sarebbe mai immaginato di trascorrere così tanti mesi qui a Venezia. Quindi da cosa nasce cosa, insomma, sono veramente molto, come dicevo prima all'inizio di questo, molto emozionata. Questo video penso che sia stato per tutti noi un momento significativo. Tu ci vuoi presentare anche l'altro video? Va bene. Sono altri 6 minuti. Sì. Prima di aprire il dibattito che possiamo tenere fino alle 7:15, abbiamo altri 6 minuti di video se volete, perché penso che valga la pena, visto che è stato prodotto e che racconta un pezzo di Venezia con... Va bene. Sì. La nostra fondazione è nata a seguito dell'appello di UNESCO e del Consiglio d'Europa dopo l'alluvione del 66. Ci si è resi subito conto che non serviva aiutare Venezia solo nell'ambito di questa emergenza, di questa acqua grande del 66, ma che la città con le sue criticità, la fragilità, necessitava un lavoro a più lunga gittata. Gli associati sono 21, che rappresentano circa 11 paesi,
si va dall'America, dagli Stati Uniti d'America all'Austria, all'Olanda, alla Francia, la Germania, la Svizzera. Queste varie istituzioni non potevano lavorare senza essere coordinate, anche perché è necessaria la collaborazione stretta con le autorità veneziane, quindi soprintendenza, comune, curia, a dipendenza del bene che si intende salvaguardare. Ragione per la quale, per fare in modo che i lavori, gli interventi fossero coordinati, è nata l'Associazione dei Comitati Internazionali Privati, ed ecco che sotto questo cappello dell'associazione ci si incontra annualmente anche con le soprintendenze che ci segnalano quali sono gli oggetti che hanno una necessità di intervento, e quindi si parte poi, ogni associazione, ogni comitato adotta un progetto, lo finanzia e lo porta a termine. Il primo progetto della Venezia Svizzera è stata la chiesa di San Stai. Perché? Perché evidentemente necessitava di un restauro totale, era in cattivissime condizioni, ma perché questa chiesa è stata realizzata da Domenico Rossi di Morcote. Ecco quindi che la Svizzera adottò questo progetto e lo portò a termine con enorme successo. La chiesa è stata restaurata completamente, in questa occasione anche i dipinti, l'organo, tutto è stato messo a posto, e quello che è interessante è che hanno partecipato con sostegni finanziari e quindi anche poi con soldi pubblici, perché la Confederazione, diversi cantoni da Penzello, Argovia, Basilea Città, Berna, Clarona, Lucera, San Gallo, Sciaffusa, Svita e via Ticino, Turgovia. Poi diversi comuni anche, diverse città e comuni. San Stai, diciamo, è l'inizio ed è per noi oggi una nuova ripartenza. L'attività che facciamo oggi è un'attività di monitoraggio dell'intera facciata, propedeutica a un intervento futuro di restauro, ovviamente, e anche un intervento di messa in sicurezza per quelle parti navigli che stanno per cadere. Sono rumeno, il mio sogno era di arrivare a lavorare in Italia, appunto, per la sua storia, per poter fare un progetto adeguato, di vedere prima delle idee chiare, invece di mettere un'impalcatura. Forse conviene a volte fare con restauratori su fumo e risparmi sia tempo sia soldi, e anche sei molto più sicuro in coda che montando un'impalcatura. Io sono restauratore e da qualche anno, circa dal 2012, mi occupo anche dell'attività di restauro su fune. Oggi abbiamo iniziato quello che è il monitoraggio della facciata della chiesa di San Stai, che consiste nel mappare tutti quelli che sono i punti di criticità, e quindi lesione, distacchi, scagliatura, la presenza appunto di piante, e poi passare a tappeto con la documentazione fotografica in modo da avere una visione completa di quella che è la situazione. Sono americano, vengo da California e ho fatto studi di storia dell'arte all'università. Con la Code ho fatto monitoraggi di tutti i musei civici di Venezia, e con il restauratore ho lavorato su vari monumenti qua, fra cui anche Palazzo Ducale, anche delle statue all'interno. Mi lascia fotografare questo alpinismo culturale. La Svizzera si è data un fil rouge ed è stata facilitata in questo compito, che è quello di valorizzare e ricordare l'importante legame che è esistito fra appunto la Svizzera e Venezia. Venezia è anche nostra, è vero, i legami sono così forti e sono durati per più di 300 anni e abbiamo dei risultati eccezionali. Due simboli di Venezia, il ponte di Rialto, il ponte dei sospiri, sono stati realizzati da un luganese. Se vedi che non è
In sicurezza Luca, per colpa della pioggia, torna indietro. Nella tradizione dell'Ateneo adesso tocca a voi. Questa, come dicevamo, è una sala per la parola libera e quindi adesso non giriamo con i microfoni perché appunto le condizioni non sono tali, però siamo pronti ad ascoltare delle domande, delle richieste di chiarimento, degli interventi, delle suggestioni. Quando è stato fatto questo restauro? Il restauro è stato fatto nel 74, mi sembra, no? 74-76. È il primo restauro 74-86, adesso stavano monitorando, mappando per effettuare un secondo intervento che sarà probabilmente nel futuro. Quindi queste sono fotografie di quel tempo? No, queste sono fotografie, sono immagini attuali. Mi sembravano. Sì, sono immagini contemporanee di poche settimane fa. Molto interessante questo restauro con persone che sono scalatori e quindi vanno in montagna, è un modo di concepire il restauro che non viene tanto usato. No, infatti non è che sia un esperto sul tema, ma diciamo no, sì. Io ho sentito altre persone. Sì, fanno tipo le impalcature ed è molto più rischioso effettivamente. Sì, infatti sì, sono imprese che fanno, ce n'è una a Venezia, penso, almeno no, forse ce ne sono di più, diciamo, però sì, fanno interventi di monitoraggio e restauro utilizzando le impalcature e le funi, no, le impalcature. Non ho molto no, nel senso sì, è una cosa, mi ha appassionato anche a me, molto interessante. Prossimi passi per la mostra? E la mostra, un'autorevole professoressa di Ca' Foscari prima mi stava chiedendo se mi piacerebbe riesporre la mostra a Venezia, mostrarla agli studenti di Ca' Foscari, sarei ben felice. Ho avuto alcune proposte al momento, nulla ancora di concreto, sarei appunto felice di portarla in giro effettivamente, sì. Alcune proposte in Italia, ma anche non solo in Italia, per il momento non c'è un programma, la mostra sta chiudendo domenica, quindi una volta chiusa farò un piano di movimento, tenendo anche conto della proposta della professoressa. Io sono Laura Picchio Forlati e vicepresidente della Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace, di cui Ca' Foscari è socio fondatore, e noi saremo interessati, siccome immaginiamo di tenere un seminario semi-aperto in ottobre sul problema curdo, molto interessati quindi a collegarlo con il problema delle immigrazioni forzate per fuggire dalla guerra, dalla Turchia, dalla Libia, eccetera. Ci pare che se riuscissimo a ottenere un luogo vicino alle sedi di Ca' Foscari, quindi o a Ca' Foscari in una delle disponibilità, o anche in sedi aperte, che possono essere le scuole grandi di Venezia, che hanno degli spazi, la stagione è ancora buona, non occorre che siano nuovi riscaldati, ci piacerebbe combinare con un'iniziativa semi-interna di ricerca, un'iniziativa al servizio delle antenne di chi Venezia la vive. Ne sarei lieto. Per lavoro, non solo, ma anche gli studenti che sono i nostri cittadini temporari, ma sudditi temporari, ma molto importanti ormai per la città, per la loro anagrafe, per il fatto che se li si aiuta forse riescono anche a continuare a stare a Venezia una volta finiti gli studi. Ecco, questa è un'idea ancora vaga, ma se ci fosse
la possibilità di realizzarla, magari chiederemo aiuto anche all'Ateneo Veneto per divulgarne la notizia, perché poi l'importante è che le cose si sappiano. A Venezia ce ne sono tante, finora erano sempre troppe, adesso che si riprende forse c'è spazio per tutte. Ne sarei lieto, insomma, sono totalmente aperto a collaborare a questa idea. Tra l'altro l'Ateneo è stato membro, aveva domandato di entrare con il professor Paladini, è stato membro per qualche anno, poi invece una nuova direzione dell'attività ha portato a disattendere la partecipazione alla Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace, che è fragile da un lato ma molto, come dire, tenace dall'altro. Vogliamo vivere come le erbe sulle gronde e sul timpano di San Staio, cerchiamo di mantenerci radicati, perché ci sembra che un'interpretazione anche nell'ottica della ricerca della pace e sulla pace in questa città sia molto congeniale, perché è una città di pace, se non altro perché non ha le macchine, e questo le permette di essere, come dire, più funzionale per la conciliazione, il negoziato, e la storia depone in questo senso. Grazie molte. Volevo chiedere, signor Rondinelli, non ha paura, cioè lei è stato molto tempo adesso a Venezia, appunto in questo lockdown forzato che sicuramente, posso immaginarmi, è stato sicuramente anche per lei difficile, visto che lei abita a Istanbul. Tornando, poi prima o poi lei dovrà tornare, diciamo, a casa sua a Istanbul. Lei non ha paura, non teme di finire in carcere, visto che lei fa una, diciamo, una ricerca, come appunto tutte le foto che lei sta scattando in posti caldi, diciamo, no? E vede anche con un occhio di grande criticità anche la situazione. Non ha paura appunto di finire in carcere in Turchia? Beh, è una eventualità possibile, diciamo, nel senso. Tutti i giornalisti e forse ancora di più fotoreporter, videoreporter che sono anche esposti con dell'attrezzatura ingombrante, visibile, soprattutto negli ultimi 4 anni, a partire dal luglio. Tra l'altro ricorre oggi l'anniversario del tentativo di colpo di Stato in Turchia nel 2016. Stanotte ci saranno grandi celebrazioni a Istanbul per lo scampato pericolo. Da allora la vita è diventata senz'altro più rischiosa, sono cosciente, come tutti i colleghi, di essere sottoposto a un fortissimo controllo da tutti i punti di vista, personale, telefonico. Ho vari episodi all'attivo di chiarissimo controllo e paura non ne ho, nel senso, a parte che sarebbe quasi, la mia paura sarebbe, penso, irrispettosa nei confronti di quella che dovrebbero avere i miei colleghi turchi, che invece in galera ci finiscono in maniera permanente, non solo colleghi giornalisti ma anche accademici, anche intellettuali, scrittori. In questi ultimi 4 anni diciamo che non saprei in che percentuale, però io credo che chiunque abbia almeno il 90%, l'80% di chiunque abbia manifestato idee contrarie a quelle del governo è finito in galera. Per i giornalisti internazionali questo rischio esiste, ma è tutto sommato limitato al fatto che poi l'interazione diplomatica fa sì che poi se ne esca, diciamo, nella maggior parte dei casi, anzi, insomma, se ne esce, diciamo, e non dura più di qualche settimana al limite.
il rischio più grosso è che mi sbattano via e che non mi facciano più entrare, insomma. Però insomma no, non ho paura effettivamente. Ho risposto. Qualche altro intervento? No? Allora ci salutiamo, speriamo di rincontrarci presto in queste sale, di riavviare un dialogo con la città, sulla città, per la città, come è utile in questo momento, come è sempre stato. E dovremmo andarcene a poco, non tutti insieme, quindi ad uno prenderemo le scale per scendere, ma mi auguro vivamente che essere felici qui in Sala Tommaseo di nuovo sia l'inizio di una nuova stagione per Venezia e per l'Ateneo e per tutti noi. Molti auguri a tutti. Arrivederci.